pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Una giovane di 17 anni sarebbe morta suicida il 18 maggio del 2017 a causa di un fatto avvenuto 2 anni prima. E questa l'ipotesi avanzata dalla Procura di Palermo. La ragazza sarebbe stata costretta a partecipare a rapporti sessuali di gruppo e a filmare tali scene. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto necessario per richiedere il rinvio a giudizio di 2 maggiorenni, è stato notificato di recente. Il corpo fu ritrovato alla Rupa Atenea di Agrigento dopo che la ragazza si era gettata nel vuoto. Il suicidio fu preannunciato da un commovente post pubblicato su Facebook. La giunta regionale presieduta da Renato Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la parte orientale dell'isola la scorsa settimana. La richiesta è quella di un intervento di emergenza nazionale per far fronte ai danni causati dal ciclone. Schifani ha assicurato il suo impegno per ripristinare servizi essenziali e mitigare il rischio in futuro. La prima stima dei danni ammonta a circa 12 milioni di euro per interventi di somma urgenza, altri 100 milioni di euro servirebbero per interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. Oltre 25 furti in abitazioni commessi tra agosto e settembre dell'anno scorso in alcuni comuni del Palermitano, con un bottino ricavato di circa 50.000 euro. In manette oggi sono finiti 5 uomini trentenni del capoluogo siciliano accusati di furto in abitazione, ricettazione e porto abusivo di arma corta. I sospettati sono anche accusati di aver commesso il reato di ricettazione di 2 auto rubate, oltre alla detenzione illegale e il trasporto in luogo pubblico di una pistola. È in chiusura un grave incidente stradale lungo la A18 in direzione Messina tra Giarre e Giardini Naxos. L'autista di un camion ha perso il controllo e si è ribaltato causando il rovesciamento del suo carico anche sulla corsia opposta. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito e dolorante sull'asfalto. Altri soggetti presenti sul luogo dell'incidente sono intervenuti in attesa dell'arrivo dei soccorsi del 118. La situazione ha causato un blocco del traffico in entrambe le direzioni, rendendo difficile il transito dei veicoli. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG delle 18. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.